Cari amici di DTV, ben ritrovati con lavori in corso. Se anche voi fate sempre più attenzione a quello che mettete in tavola tutti i giorni, non potete perdervi la puntata di oggi, perché parleremo di diete vegetariane, diete vegane e non solo. Affronteremo anche l'argomento del biologico e altri aspetti legati proprio agli alimenti e alla crescente attenzione rispetto ai prodotti selezionati, a quello che sono le preparazioni delle ricette, anche alla passione che aumenta sempre di più per quanto riguarda la cucina e le preparazioni. Lo abbiamo visto anche con l'esplosione di tanti programmi televisivi che hanno riguardato un po' la televisione italiana in quest'ultimo periodo, e abbiamo degli ospiti eccellenti che ci terranno compagnia oggi per affrontare questi argomenti da tanti punti di vista diversi. Sono in studio con noi, li andiamo a presentare tutti quanti. Siamo con Lara Rongoni, che è documentarista, produttrice e anche regista, e ha fatto un percorso molto interessante per Sky, per Gambero Rosso Channel. Ci racconterà della sua esperienza, da cui è nato anche un libro. E poi siamo in compagnia di Sara Petta, nutrizionista e biologa e nutrizionista. Perfetto, e ci racconterà anche meglio di queste diete, di come funziona anche dal punto di vista dell'apporto dei nutrienti. Insomma, capiremo anche il termine dieta, che cosa ci va a indicare in questo senso. E poi siamo con Marco Grotti, chef dello Zenzero di Bologna, che si occupa anche di cucina vegetariana e vegana, ma non solo. E parleremo anche con lui dell'attenzione dei prodotti, della materia prima che riguarda la ristorazione in questo periodo in generale. C'è sempre più scelta e interesse rispetto a questo importante tassello per la cucina. E come sempre con me Maurizio Andreoli, che ci racconta meglio il suo punto di vista sull'argomento di oggi, che Maurizio ti trova un po' perplesso forse. Sì, diciamo che io nella mia qualità di tuttologo sono soprattutto un nientologo in questo caso. Comunque mi sono procurato un po' di numeri, così intanto butto là quelli e magari ci ragioniamo un pochino sopra. Numeri che testimoniano come il fenomeno sia in grande evoluzione, in grande aumento. A parte questo numero, non so quanto valido, quanto sicuro, che circa 1 miliardo di persone al mondo seguirebbe una dieta vegetariana. Questo l'ho trovato su internet, non so se è vero. Però ci sono i dati del rapporto Eurispes 2014 che mi sembrano più interessanti, che riguardano l'Italia, e dicono che il 7,1% della popolazione è vegetariano e in parte anche vegano. 4 milioni e 2 di persone contro 3 milioni e 7 dell'anno prima, quindi un aumento notevolissimo. Nel dettaglio poi c'è anche chi spiega perché ha fatto questa scelta, no? E la maggior parte, il 31%, ha scelto questa alimentazione per rispetto nei confronti degli animali. Questa è la motivazione principale. Tanti però scelgono di essere vegetariani perché secondo loro, poi ci diranno gli ospiti se è vero, fa bene alla salute. La terza percentuale è solo un 9% che dice che fa questo per tutelare l'ambiente. Butto là ancora qualche numero e poi chiudo con i numeri. Sono quelli del Sana, il Salone di Bologna, sono numeri del rapporto Coldiretti, che parla in generale del fenomeno bio. Nei primi 5 mesi del 2014 più 17%, se calcoliamo che i consumi alimentari in realtà diminuiscono complessivamente, è una percentuale altissima. La spesa verde, quella che definiscono verde, quindi che comprende un pochino tutti i settori, dovrebbe toccare quest'anno i 20 miliardi di fatturato. Ecco, io ho buttato là un po' di numeri, adesso sentiamo cosa dicono i nostri Senz'altro questi dati comunque ci raccontano di un fenomeno in crescita. Comunque l'attenzione, anche la criticità, diciamo, l'attenzione per questo fenomeno molto importante è in crescita, c'è anche più consumo consapevole proprio, e questi sono senz'altro argomenti all'ordine del giorno, lo possiamo notare anche direttamente con la nostra esperienza quotidiana. Ma io comincerei da Lara, perché sicuramente lei in questa strada che ha intrapreso un po' per tutta Italia, perché hai avuto tanti ospiti in questa tua trasmissione, né carne né pesce, che è stata in onda su Gambero Rosso Channel, hai davvero, credo, raccolto testimonianze di tutti i tipi, dalle quelle più celebri a quelle meno celebri, dai tanti chef che ti hanno tenuto compagnia, compreso Marco, che ci è venuto a trovare oggi. E quindi qual è stata la tua esperienza? Ci confermi questa tendenza in crescita rispetto all'argomento, all'attenzione sull'argomento? Sì, stavo ascoltando con attenzione in effetti le parole sentite fino adesso e confermo, cioè nel senso, io non è che ho in mano delle statistiche, come dire, per certe, però effettivamente sicuramente si può dire che è un dato in costante ascesa, ma lo confermano anche dati comunque che possono essere alla portata di tutti. Se andiamo per esempio nelle grandi catene alimentari, nei grandi supermercati,
negli ultimi anni abbiamo notato che ci sono, quindi non solo nei negozi di settore, no, che si occupano solo di biologico o di prodotti vegetariani o vegani, ci sono proprio degli spazi riservati alla cucina vegetariana o alla cucina vegana. E proprio 2 mesi fa, per esempio, ho notato appunto in una grande catena alimentare che nella nostra regione è molto diffusa, che c'era addirittura il parmigiano reggiano vegano. E fino adesso si trova solo comunque nei negozi dedicati, diciamo, a questa dieta speciale, diciamo. Quindi vuol dire che senza dubbio, se c'è offerta, vuol dire che c'è domanda. Ecco, questo ovviamente è anche ma la tua esperienza essendo che c'è un personale. disciplinare particolare per il parmigiano reggiano, No, come fa a essere anche vegano? Non era nominato come parmigiano reggiano, era nominato come formaggio vegetale, ma aveva la forma proprio, la forma ricordava quella, quindi diciamo per semplificare. Meglio del parmesan che si copiano all'estero, sicuramente. Esatto, può essere. Ecco, anche nella tua esperienza, e tu porti avanti la dieta vegetariana, mi sembra da sempre, da quello che ho potuto leggere, effettivamente trovi più possibilità anche quando sei fuori casa, insomma, anche in prima persona vivi questo sviluppo, diciamo. Sì, assolutamente. Fino a qualche anno fa nei ristoranti qualche scelta c'è sempre, perché comunque il classico contorno di verdure grigliate o un'insalata lo troviamo sempre, oppure una pasta piuttosto che dei tortelli. Era molto più difficile per i vegani, chiaramente, avendo eliminato tutti i prodotti di origine animale, no? Però per dire, anche per un vegetariano fino a qualche anno fa, per esempio fermarsi lungo l'autostrada e cercare un panino era un'impresa impossibile, e invece effettivamente adesso si trova il panino vegetariano e il panino vegano, anche alla stazione c'è il panino vegano, e molti ristoranti hanno proprio un menù dedicato ai vegetariani e vegani, anche in Italia, sottolineo anche in Italia perché invece all'estero è da molti anni che c'è questa attenzione. Io viaggiando a volte vado quasi in pellegrinaggio a trovare i ristoranti totalmente vegetariani o vegani, ma anche negli altri c'è sempre un menù, e un menù che non è, come dire, di consolazione, è un menù comunque di un certo tipo. Di questo aspetto, diciamo così, senz'altro della valenza, diciamo, di tanti piatti vegetariani e vegani ne parleremo fra poco, perché ovviamente con Marco parleremo di quello che è la cucina di questi piatti, insomma le ricette, tutto quello che riguarda anche poi i pasti fuori casa, che possono essere davvero di eccellenza. Ma intanto hai già citato alcuni termini che vanno senz'altro chiariti. Dieta vegetariana e dieta vegana sono 2 cose diverse, e io chiederei subito a Sara, la nostra nutrizionista, di spiegarci meglio questi 2 concetti, perché ne parlavamo anche fuori onda, ci sono ancora tanti episodi di incertezza da parte di tutti. Sì. E anche miti da sfatare. Miti da sfatare assolutamente. I vegetariani non mangiano il pesce, i vegetariani non mangiano la carne, e c'è un'altra categoria, diciamo, di persone che si definiscono semi-vegetariane, cioè quelle persone che decidono di avere un'alimentazione vegetariana ma che occasionalmente, circa una volta ogni 2 settimane, mangiano o carne o pesce o entrambe. Si fa poi invece una distinzione con quelli che sono i vegani, che a differenza dei vegetariani non consumano nemmeno i prodotti di origine animale, per cui oltre a non consumare carne e pesce non consumano i prodotti a base di latticini e derivati e appunto uova. Anche il miele. E anche il miele, esatto. Perché diciamo tutti quegli alimenti che presuppongono anche proprio uno sfruttamento degli animali, questo per motivi etici o anche per motivi salutistici. Diciamo che anche nella mia esperienza personale vedo anch'io che questo fenomeno è in ascesa, e vedo anche una maggiore informazione nelle persone che si presentano, e soprattutto delle motivazioni di tipo etico. Questo perché anche l'industria alimentare non è più quella di prima, per cui è un'industria che magari sfrutta di più, e c'è sempre una maggiore attenzione verso l'ambiente, verso appunto lo sfruttamento animale, per cui molte persone si avvicinano a questo tipo di alimentazione. Ma quando usiamo la parola dieta, molti, diciamo, la ricollegano proprio al discorso del perder dimagrimento. peso, sì. Esatto, ma è la parola giusta, dieta vegetariana? No. Possiamo dire? Ecco, allora, dieta vegetariana è una definizione corretta, perché la parola dieta vuol dire semplicemente corretta alimentazione, e quando invece si parla di un'alimentazione che serve per far perdere peso si parla di dieta ipocalorica, o comunque altre tipologie appunto di diete che sono comunque delle diete ipocaloriche, che quindi permettono appunto la perdita del peso. C'è molta diffidenza rispetto alla valenza, diciamo così, anche alla correttezza di diete di questo tipo, quindi anche tanti punti di vista diversi. Io ho letto anche sull'argomento, non proprio tutti i nutrizionisti sono d'accordo rispetto al fatto che queste diete possano essere sempre adeguate.
Qual è diciamo, c'è una spiegazione rispetto anche all'equilibrio che si può ottenere a tavola con queste esclusioni di alcuni nutrienti? Insomma, abbiamo parlato di dieta vegetariana, nel senso che appunto abbiamo capito si escludono carne e pesce, ma si escludono poi anche altri alimenti importanti di origine animale come le uova e il latte. Si può stare bene lo stesso? Allora, diciamo che è fondamentale essere ben informati su quello che bisogna appunto mangiare. Questo perché molti vegetariani spesso eccedono nella quantità di carboidrati, perché sono gli alimenti più facilmente disponibili e che si conoscono di più. In realtà è fondamentale anche avere un corretto apporto di proteine, ma questo si riesce ad avere conoscendo i prodotti appunto di cui si servono i vegetariani, per cui magari soia, prodotti a base di soia, i cereali stessi che prevedono alcuni ceppi che sono più proteici, per cui la conoscenza di questi aspetti permette di avere un'alimentazione vegetariana abbastanza equilibrata. Quello che potrebbe dare più problemi dal punto di vista di un equilibrio è l'alimentazione vegana, in particolare per l'apporto di alcune vitamine, come ad esempio la vitamina B12, perché i vegetariani che comunque utilizzano prodotti di origine animale riescono comunque ad assumere la vitamina B12 da questi alimenti. Invece i vegani che non utilizzano questi alimenti spesso hanno delle carenze in questo senso. Esistono degli alimenti fortificati, esistono degli integratori che possono essere appunto assunti, ma l'alimentazione da sola può dare dei problemi di carenza. Quindi mi scusi, è possibile avere tante proteine anche con una dieta vegetariana e anche con una dieta vegana? Cioè proprio non è che ci vuole la carne ogni tanto? No, io sono del parere che la dieta vegetariana è molto equilibrata, perché comunque riuscendo a prendere proteine da cereali, perché comunque ne contengono, e scegliendo i cereali più proteici, dai legumi, ci vuole una cultura, soia, però una conoscenza molto approfondita, sì, cioè uno non si può inventare vegetariano dall'oggi al domani. No, ma infatti i vegetariani spesso sono persone molto informate, sono persone che studiano, che si rivolgono a nutrizionisti proprio perché vogliono mangiare vegetariano ma in maniera corretta, per cui... Anche perché posso aggiungere una cosa, molto spesso anche quelli che per dire mangiano la carne magari eccedono in proteine, perché magari mangiano a pranzo e cena carne, che tra le altre cose la carne di sé per sé non è che è proprio un alimento che fa benissimo, cioè pensiamo solo che quando c'è una persona che comunque ha una malattia grave il primo alimento che ti viene tolto è la carne, soprattutto rossa, no? Ecco, sì. Diciamo così, il confronto può essere anche fatto fra chi magari non si preoccupa della propria dieta di tutti i giorni, diciamo di che cosa si prepara a casa o comunque mangia anche fuori al ristorante. C'è magari anche più cura da parte di chi intraprende una scelta di questo tipo e alla fine, diciamo così, dei conti risulta una dieta più equilibrata magari di chi appunto proprio non si preoccupa di questo? Dipende, perché anche lì ci sono persone attente e che appunto si preoccupano non solo dell'aspetto etico ma anche salutistico. Ci sono invece persone che purtroppo per essere vegetariane, non conoscendo bene tutte le possibilità a disposizione, magari utilizzano spesso dei prodotti confezionati e già pronti, e questo delle volte porta anche ad un eccesso di peso, proprio perché ci si butta troppo su alimenti che hanno molti carboidrati o alimenti già pronti che magari sono anche pieni di conservanti, con una grossa quantità di sali, per cui anche lì c'è bisogno appunto di avere una guida. E non è detto appunto che il vegetariano per forza è quello che mangia in maniera corretta. E allora dopo magari qualche indicazione la daremo anche per chi ci segue e sta già portando avanti una scelta di questo tipo, magari qualche suggerimento ci scappa sicuramente. Certo. Ma intanto chiediamo a Marco Grotti questa esperienza che porta avanti a Bologna con il ristorante Zenzero. Proponete tutti e due i piatti, diciamolo subito, sì, quindi c'è qualche bistecca in menù anche da voi? Qualcosa sì, noi partiamo dal presupposto che diamo della qualità nel piatto che proponiamo. Poi dopo la nostra esperienza ci ha portato a, diciamo, a sviluppare, appunto, a inserire nel nostro menù sia piatti appunto vegetariani che vegani, ma appunto anche alcuni piatti a base di carne. Confermando poi i dati che diceva il signore prima, effettivamente c'è stato anche in questi anni che qui siamo appunto aperti come questo ristorante, abbiamo avuto un forte incremento di richiesta di appunto piatti, di preparazione di piatti vegetariani, e anche noi nel nostro piccolo stiamo facendo informazione, nel senso che soprattutto a pranzo abbiamo un pubblico, diciamo, che può venire quasi quotidianamente,
abbiamo introdotto nel loro stile alimentare proteine vegetali che non sapevano assolutamente di cosa potevano essere, piuttosto che cereali o legumi preparati in una certa maniera. Abbiamo fatto sì che appunto venissero apprezzati anche dai neofiti, che anzi la invito magari un giorno a venire. Sì, ma le faccio una domanda. C'è, credo ci sia, sì, ma io stesso l'ho fatto più di una volta, gente che non è vegetariano, però un giorno decide sì, vado al ristorante vegetariano, era proprio oppure questo. Oggi mangio vegetariano. Il discorso è proprio questo, introdurre nella propria alimentazione qualche piatto diverso da quello che è abituato, che comunque è un bene, sostanzialmente. Sì, sostanzialmente sì. Poi dopo, oppure alla sera, un menù diverso, proponiamo un menù diverso, può venire l'amica, le amiche, le colleghe che possono essere vegetariane o meno, possono venire con amici non vegetariani e in quel caso c'è appunto l'avvicinamento a questo tipo di cucina. Credo però che fare un lavoro di questo tipo informativo in una Bologna, dove senz'altro la tradizione culinaria è spostata decisamente su dei piatti a base di carne, non sia semplice. Sì, ma comunque è molto sensibile Bologna. Ma il cibo come piacere? Il cibo è anche un piacere, infatti noi proponiamo un cibo... il gusto, questo è un mito, è un altro mito. No, infatti è una domanda che faccio proprio per quello. Il gusto, l'olfatto, no? Sono cose stimolate nel momento in cui vai al ristorante, certo, è importantissimo. Si riesce ad avere altrettanto piacere? Secondo me sì, anzi nella preparazione anche del piatto c'è proprio più gusto nel farlo anche, secondo me. C'è molta più varietà, sia stagionale, seguendo la stagionalità delle verdure, o anche nelle erbe aromatiche, insomma, ci sono tante possibilità che vanno a arricchire quello che è un alimento che magari di per sé può essere apparentemente meno saporito, ecco. Lavorandoci un po' su si ottengono buoni risultati. Per ora mi fido, poi verrò a verificare. No, tra l'altro Marco non lo dice perché chiaramente fa un certo tipo di modestia, ma vi assicuro che a pranzo è quasi impossibile penetrare dentro Zenzero perché c'è sempre una gran fila. Siamo abbastanza e anche la sera comunque il consiglio è quello di prenotare perché effettivamente, io sono una fan di Zenzero, però al di là diciamo di un concetto personale la cucina è molto buona e secondo me è importante perché appunto la cucina vegetariana e vegana non deve essere vissuta come qualcosa di punitivo, no? No, assolutamente. Cioè la cucina deve essere qualcosa che oltre a nutrirci ci dà anche gioia e piacere. E secondo me qualsiasi tipo di alimentazione può essere punitiva, anche cucinare una bistecca saltata nella padella con un filo d'olio magari può essere insomma non necessariamente appetibile. Ci deve essere amore mentre la si cucina e mentre la si mangia. E poi è molto importante anche la presentazione dei piatti. Certo. Ecco Lara, in questo senso il tuo percorso enogastronomico, diciamo così, più gastronomico decisamente rispetto agli chef che hai incontrato, credo che ti porti a assolutamente rafforzare questo punto di vista sul fatto che comunque la cucina vegetariana e vegana può avere tante punte d'eccellenza, comunque tanti piatti interessanti e tanti chef si cimentano magari in questo tipo di preparazioni. Sì, cioè come già stato detto, probabilmente un ristorante, uno chef che comunque si pone nei confronti della cucina vegetariana parte anche da una motivazione personale, quindi questo lo spinge ad avere una passione per quello che sta preparando e per avvicinare il cliente comunque appunto ad un piatto che sia privo di carne o di pesce, no? Quindi questo è il presupposto. Detto questo è chiaro che come in tutti, anche negli altri ristoranti ci può essere l'amatore, cioè lo chef che lo fa per passione ma magari non ha una particolare attitudine per la cucina, può capitare anche in ristoranti vegetariani o vegani. Devo dire che in Italia si sta sviluppando molto, quindi anche lungo lo stivale, non solo a Bologna, ci sono diversi posti che sono molto validi, molto buoni. Chiaramente ci sono alcune punte di eccellenza. A Milano c'è un ristorante che è stellato, che credo sia l'unico ristorante vegetariano stellato d'Europa, che è totalmente vegetariano e ha anche dei piatti vegani, insomma, quindi voglio dire, ci può essere anche la stella Michelin nei ristoranti vegetariani, non dovete aver paura. Ecco Marco, tu sei fra gli chef vegetariani e prepari piatti di questo tipo per questo motivo oppure sei onnivoro? Io sono onnivoro e lo testimonia anche quello che proponiamo al ristorante. Come dicevo prima, cerchiamo comunque di puntare molto sulla qualità anche di quello che proponiamo, insomma, dalle materie prime. Appunto, noi utilizziamo esclusivamente ingredienti provenienti da agricoltura biologica e anche nella carne, nei pochi piatti che proponiamo, insomma, cerchiamo di
insomma sono prodotti selezionati. Insomma. Ok, quindi diciamo i piatti a base di carne non sono per gli irreducibili della carne, ma proprio per scelta, per presentare con cura anche piatti di questo tipo. Sì. Noi non facciamo una scelta, non è stata ancora una scelta, diciamo, tra virgolette radicale, nel senso, cerchiamo magari, proprio può essere anche un fatto per far avvicinare un po' tutti e magari appunto ampliare un po' quella che è l'alimentazione quotidiana dei nostri clienti, ecco, di alternare un po' le cose. E allora magari accenneremo anche a qualche piatto, a qualche ricetta fra pochi minuti dopo la pubblicità. Ben ritrovati con Lavori in Corso. In questa puntata ci stiamo occupando di diete vegetariane, diete vegane e non solo. Parliamo in generale della consapevolezza maggiore che riguarda tutti noi nel scegliere i nostri piatti da portare in tavola tutti i giorni. Parleremo anche in questa seconda parte della trasmissione di quello che è il biologico. Questo nuovo termine molto più diffuso in questi ultimi anni. Cerchiamo di capire meglio anche di cosa stiamo parlando. Siamo in compagnia di diversi ospiti che ci stanno raccontando un po' la loro esperienza sia in ambito di vegetarismo e veganismo, ma non solo. Abbiamo in studio Lara Rangoni, produttrice e regista, che ha portato avanti questa trasmissione Né carne né pesce per Gambero Rosso Channel e si è proprio occupata di quello che è il mondo dei vegetariani, diciamo così. Poi abbiamo Sara Petta, biologa e nutrizionista, e poi siamo in compagnia anche di Marco Grotti, chef del ristorante Zenzero a Bologna, che abbiamo capito che si occupa di entrambe le cucine, diciamo quella tradizionale dove c'è anche l'utilizzo della carne e poi tutte le preparazioni vegetariane e anche vegane in alcuni casi. Ma vorremmo continuare questa nostra chiacchierata di oggi anche parlando, come abbiamo detto, del biologico, di questo termine che viene usato proprio per le produzioni, le coltivazioni con disciplinari particolari che rispettano tutta una serie di regole proprio per quanto riguarda l'utilizzo di pesticidi, se parliamo di agricoltura, o comunque anche nel termine di allevamento ci sono regole molto severe anche rispetto alla nutrizione di animali e anche pesci, perché si parla anche di pesce biologico. E chiediamo alla nostra biologa nutrizionista Sara, effettivamente il termine sul biologico si fa un po' di confusione anche in questo senso. La gente non sa esattamente che cosa intendiamo per biologico quando utilizziamo anche questo termine. È vero, più che altro io consiglio molto alle persone di informarsi bene su dove acquistano i prodotti biologici, perché il biologico è tale se certificato, quindi prevede tutto un iter, prevede dei controlli, prevede appunto che vengono seguiti diversi regolamenti che sono i regolamenti europei, che devono appunto essere rispettati, e solo quando un'azienda viene ritenuta conforme perché segue questi regolamenti, allora viene certificata biologica. Spesso ci si trova magari nei mercati, anche quelli cittadini, a dei banchetti in cui ci sono appunto prodotti detti biologici. È fondamentale chiedere a chi vende questi prodotti da chi sono certificati, perché solo se il produttore ha una risposta pronta vuol dire che quel produttore è certificato. Spesso purtroppo si associa al biologico soprattutto nell'agricoltura, un prodotto che non viene trattato, ma non è sufficiente per dire che quel prodotto è biologico. Ecco, per intenderci, spesso magari il prodotto a chilometro zero, quello del contadino, viene sempre definito come biologico, esatto, e non sempre ma non così. è detto, esatto, deve essere certificato. Ci sono anche molte discussioni, qualcuno ha messo anche in dubbio, diciamo così, la rigidità di questi controlli, il fatto che magari la dicitura appunto biologico su un prodotto possa qualche volta, diciamo così, porre proprio il consumatore in una situazione invece di disinformazione, perché magari non sempre il prodotto è quello che ci si aspetta. Sì, in realtà per le diciture biologiche anche lì esistono delle regole ferree, cioè si può scrivere su un'etichetta biologico se il prodotto appunto è certificato. Scrivere biologico su un'etichetta di un prodotto che non è biologico è una frode, per cui ci sono appunto dei controlli che vengono fatti
Il primo controllo viene fatto dal cosiddetto organismo di certificazione che rilascia appunto il certificato all'azienda. Poi ci sono invece i controlli fatti dall'AINAS, dalla Forestale, che sono appunto gli organi deputati a controllare le aziende che fanno tutte le produzioni alimentari e anche produzioni biologiche dal punto di vista appunto legale e cogente. Mi viene una curiosità. Io potrei essere vegetariano e non mangiare per forza biologico? Esatto, un'altra confusione che si fa è questa: il vegetariano è biologico, mangia biologico, non è vero, il vegetariano... Però c'è una contraddizione, perché se ho la sensibilità di essere vegetariano o addirittura vegano, sono così sensibile all'ambiente. Sì, dipende dalla motivazione che ci spinge. Su questo sentiamo anche Lara, c'è questa contraddizione. Aveva anticipato bene, nel senso che appunto un vegetariano o vegano può diventare tale per diverse motivazioni, esatto. no? Chiaramente c'è l'approccio comunque animalista che viene comunque da, come dire, una motivazione, un no alla violenza contro tutti gli esseri viventi, quindi paragonando gli animali giustamente anche gli esseri animali agli esseri umani, no? Poi c'è una motivazione che può essere salutistica, una motivazione ambientale e ci possono essere anche delle motivazioni religiose, più che religiose magari che derivano dalle filosofie orientali, no? Che comunque hanno un'attitudine al vegetarianismo, proprio che poi in realtà deriva sempre dal concetto della non violenza. Per cui poi ognuno decide di essere vegetariano per una propria attitudine. Uno può essere anche vegetariano e mangiare junk food, paradossalmente. Esatto. Non è detto che sia attento poi alla salute. Come si diventa? Cioè, il quando e il come, cioè, per esempio all'improvviso, cioè da un giorno all'altro, oppure si può andare per gradi? Chiaramente non esiste, come dire, una regola, ognuno fa per sé. Conosco delle persone che una mattina si sono svegliate La folgorazione. e hanno detto no, È un po' come smettere di fumare, no? Dal mangiare carne proprio sono diventate vegane dal giorno all'altro. Di solito quelle sono le persone che magari hanno avuto dei problemi di salute e ma allora in realtà si svegliano e dicono delle forse... persone che proprio per una motivazione, che magari informandosi oppure persone che sono state al macello e sono rimaste talmente scioccate che hanno deciso proprio una scelta radicale, oppure persone che magari ci arrivano per gradi. Conosco delle persone, come diceva Laura, ci sono anche quelli che dicono poi di essere vegetariani e poi invece alla fine magari mangiano il pesce, perché magari hanno un'attitudine, hanno una volontà di essere vegetariani ma non riescono ancora a rinunciare del tutto e per tutto. Però per quel che mi riguarda preferisco una persona che limita il consumo alla carne, il consumo al pesce, esatto, piuttosto che... Sì, può essere anche progressivo, no? Certo, Sì, assolutamente. Ognuno ha la sua storia. Sì. Anzi, probabilmente un approccio, come dire, un po' più graduale ti consente anche di informarti meglio, di capire appunto che puoi tranquillamente ottenere le proteine da alimenti vegetali come possono essere legumi e cereali, che puoi avere una dieta equilibrata. Insomma, il fatto di arrivarci gradualmente ti permette di informarti di più, di non arrivarci così dal giorno alla notte e di avere un'alimentazione più equilibrata. L'importante è che uno ci arrivi proprio magari maturando una certa esperienza personale. Consapevolezza. Non per moda o per... Assolutamente, anche perché sappiamo che questa cosa è più diffusa. C'è anche un po' questo fenomeno della moda. Ma io guarda, ti dico, personalmente non la vedo così negativa, nel senso che la moda a volte ci fa fare delle cose talmente cretine che sono imbarazzanti. Se la moda ci porta comunque ad avere un'attenzione per l'ambiente, per altri esseri umani, ben venga. Meglio dell'ultimo iPhone, insomma. Sì. Esatto, tanto per dirne una, no? No, però sì, effettivamente sia né Carne e Pesce programma che né Carne e Pesce libro, dove ho fatto anche delle interviste che non erano contenute nella serie, intervistando comunque delle persone, sono uscite un po' le motivazioni, il percorso che hanno fatto, e quindi effettivamente appunto non esiste una legge, per fortuna, perché ognuno è diverso. Ecco, però succede anche spesso nelle discussioni fra amici o comunque fra persone che si conoscono ma magari hanno proprio scelte diverse rispetto alla propria alimentazione, un po' di avere i due schieramenti. C'è anche però chi demonizza proprio la carne. Allora io vorrei chiedere anche alla dottoressa Petta se effettivamente questa diciamo, tendenza anche dell'ultimo periodo proprio a mettere una croce sopra carne e pesce anche proprio rispetto alla valenza di questi alimenti è in qualche modo fondata, oppure insomma, come possiamo anche definire e considerare questi alimenti che fino all'altro giorno diciamo, abbiamo mangiato? Cosa è cambiato anche in questi ultimi anni? Parlavamo di biologico, se effettivamente bisogna stare più attenti al consumo di certi prodotti perché effettivamente gli alimenti sono cambiati. Ecco. Sì, allora
mio parere personale è che quello che diciamo dal punto di vista nutrizionale non è corretto è l'eccesso. Questo parlo appunto della carne. Il fatto di essere vegetariano per me deve essere più guidato da una motivazione etica che salutistica. Il fatto di diminuire la carne per me è un aspetto positivo. Questo non vuol dire che per forza, per star bene, bisogna essere vegetariani. L'eccesso di carne provoca diversi problemi alla salute ed è stato dimostrato, ci sono studi al riguardo, per parlare ad esempio dell'ipercolesterolemia, dei problemi a livello anche associati ad esempio al diabete, alla pressione alta, per cui la diminuzione della carne riesce a contrastare questi problemi qui che sono fondamentalmente molto legati all'infiammazione. Adesso si demonizza un po' la carne e soprattutto da quando diciamo, si è vista una certa correlazione tra diciamo, l'alimentazione vegetariana e la protezione dell'organismo dallo sviluppo dei tumori. Questo diciamo, è stato un po' un boom che ha fatto diciamo, diventare anche una moda il fatto di essere vegetariani. Io credo che possa essere un aiuto diminuire la quantità di carne perché può essere un aiuto per diminuire l'acidità corporea e quindi diminuire lo sviluppo di queste cellule tumorali, ma da qui a dire che la dieta vegetariana combatte un tumore, no. Credo che semplicemente riuscire a, diciamo, a regolarsi e ad avere un equilibrio di questi alimenti possa essere la giusta strada. Se poi uno decide di essere vegetariano per etica va bene lo stesso e si riesce comunque a ottenere un equilibrio. C'è da dire una cosa, al di là appunto, come dire, dal punto di vista etico ma anche dal punto di vista salutistico, un conto è proporre in un piatto della carne di qualità biologica, come può fare per esempio Zenzero, un conto, cioè è un dato di fatto che per garantire la carne a tutta la popolazione mondiale c'è un allevamento intensivo e quando c'è un allevamento intensivo ci devono essere tanti animali che devono essere pronti a diventare una bistecca, probabilmente per crescere vengono un po' imbottiti di antibiotici, cioè non è più come una volta che magari i nonni si ammazzavano la mucca nel cortile, non so come dire, no? Sì, è la stessa cosa per gli alimenti vegetali. Sì, certo. Il biologico, diciamo, da questo punto di vista ci, diciamo, protegge molto. Ecco, qui ci sarebbe un'altra parentesi enorme che facciamo fatica ad aprire oggi, però sì, effettivamente anche sulle culture ci sarebbe molto da dire, si parla molto dell'aumento della celiachia anche riferita al grano geneticamente modificato, per cui ha anche arricchimento delle farine di glutine che è proprio la parte collante del Sì, perché il glutine aiuta la panificazione. Esatto, quindi ci sarebbe veramente un'altra importante parentesi da aprire, ma purtroppo non abbiamo tempo. Però vorrei capire anche in cucina se cambia qualcosa, diciamo, anche nella preparazione, se c'è effettivamente una differenza nell'utilizzare la materia biologica, come si avverte questa differenza, se c'è? Allora, io devo dire che ho sempre cucinato ingredienti bio, per cui vegetali o meno, ho solo utilizzato sempre ingredienti bio, per cui questa gran differenza rispetto al resto non lo so dire. Certo è che no, davvero. Ci crediamo, nel senso. Non ha la controprova. Esatto, se non c'è una delle due parti, diciamo. Esatto. No, quello che posso dire io è che appunto, come si diceva, l'importante è che il consumatore abbia un approccio verso l'acquisto della materia prima, di quello che va a cucinare, di quello che appunto della qualità di quello che va a acquistare, possibilmente sapendo dove, come e quando, ecco. Poi è chiaro che i canali li conosciamo, insomma. Magari cercando di seguire anche la stagionalità dei prodotti. Cercare di seguire la stagionalità. Mangiare una zucchina a gennaio probabilmente non è come mangiarla sì, insomma, noi quello che riusciamo, anche come dicevo prima, cerchiamo di dare abbastanza stagionalità nel nostro menù per quanto possibile, per cui la zucca, i carciofi nel momento in cui ci sono, anche la parmigiana che facciamo quando c'è la melanzana buona, ecco, per cui ecco, l'importante secondo me è utilizzare ingredienti bio per quella che è la mia esperienza
è fondamentale. Ecco, c'è anche, prima si parlava di prodotti confezionati, magari sostitutivi per chi vuole fare una dieta vegana o vegetariana, un po' fai da te, magari un po' più veloce. Ci sono in questo caso alimenti anche che ricordano o comunque sostituiscono la carne anche proprio nella preparazione dei piatti. Nella cucina vegetariana e vegana c'è un po' questa schiavitù, diciamo così, rispetto a quell'ingrediente mancante, diciamo, quella parte si identifica del piatto che per esempio il seitan, che è una proteina vegetale che deriva dal grano, in particolare il glutine, è quella che viene comunemente detta sostituisce la carne, perché nell'aspetto e nelle preparazioni che cui vengono fatte può ricordarlo. Si possono fare spezzatini, si possono fare cotolette o piedini, ecco, per cui oppure il tofu ricorda vagamente il formaggio, sia nell'aspetto, anzi solo nell'aspetto devo dire, per cui c'è questa tendenza a voler far assomigliare appunto prodotti vegetali a quello che sono i prodotti convenzionali, non tutti, più comunemente forse per utilizzati. i neofiti, per un po' invogliati, sì, magari all'inizio per spaventarli meno. Sì, poi dopo all'inizio magari. Sì. All'inizio, cioè, sì. eliminando la carne forse ci vuole anche più fantasia nella preparazione e nella scelta del piatto. Infatti è quello che dicevo anche prima. più tempo? Ma il tempo alla fine no, secondo me non è questione di tempo, è questione di magari il tempo iniziale per conoscere un po' di cosa stiamo parlando, ecco. Però ecco, secondo me è anche molto più fantasioso, è molto più libero, insomma c'è molto più, quando cucini una carne, un arrosto, sei concentrato molto su come viene l'arrosto. Quando fai un piatto vegetale fai più caso anche che il piatto sia completo, più saporito, non ti concentri solo su un ingrediente bensì su una serie di ingredienti, secondo me. Magari qualche consiglio anche a chi ci sta seguendo, perché come abbiamo capito dalle parole della dottoressa, insomma, forse la cosa più difficile è anche trovare un equilibrio fra i vari alimenti che mangiamo e le varie cose che ci prepariamo. È importante anche proprio cambiare le proprie abitudini, forse la cosa più faticosa come per qualsiasi altro aspetto della propria vita, diciamo. Magari qualche cosa che ci potete consigliare anche tu, Lara, rispetto all'esperienza che hai vissuto, insomma, rispetto alle vostre esperienze professionali. Cosa possiamo dire a chi vorrebbe, chi vuole provare a cimentarsi in un percorso di questo tipo? Vabbè, adesso diciamo nell'era di internet basta andare, si trovano miliardi di ricette. Rispetto agli ingredienti per esempio, ma per una motivazione personale io il seitan non lo uso quasi mai, perché appunto derivando comunque dal glutine, così, cioè proprio non gli trovo il perché, non gli trovo una motivazione. Io utilizzo molto, che per esempio da zenzero è un piatto pazzesco, il tempeh, la soia, la soia è questo fagiolo magico dal quale poi deriva il tofu che è un po' il formaggio, il tempeh che è un alimento indonesiano che per dire da zenzero ci sono degli spiedini di tempeh che sono la fine del mondo. Vedo che annuiscono. Toccherà di provare. E quindi io utilizzo molto la soia, però io in realtà ho una cucina che è molto basata proprio sulle verdure, quindi poco sull'imitazione della carne in realtà. Tanta verdura che non fa mai male, se non sbaglio. Sì. Poi chiaramente, come diceva la dottoressa, cercando anche comunque di equilibrare i cereali con i legumi, esatto, per avere proteine, ferro, insomma le vitamine un po' da tutti, ma secondo la stagionalità delle verdure alla fine più o meno ci arriva quel che ci serve, dal cavolo quante cose positive escono. Anche perché dire. per esempio l'associazione tra i legumi e i cereali è ottima dal punto di vista degli aminoacidi, perché si riescono a prendere tutti gli aminoacidi che servono. I legumi sono limitanti in un aminoacido e i cereali in un altro, mettendoli insieme si ha, diciamo, un alimento completo. Legumi e cereali, cosa possiamo tirare fuori? Non lo so, così. Farci un piatto magari c'è un piatto che potremmo... al momento. Ragazzi. Ci diamo un attimo a pensare. Una delle miliardi di zucche che proponete. Le zuppe, sì, le zuppe è un classico, ma in realtà uno può venire a mangiare, può andare a mangiare, si può preparare un menù anche a casa, vegano, vegetariano, non sapendolo, cioè non è che ci deve essere necessariamente un'etichetta, oggi mangio vegano, oggi mangio vegetariano, discriminando l'uno o l'altro, cioè si può mangiare tranquillamente, adesso un pasto completo e dire oggi ho mangiato vegano, però dopo, non prima, ecco. Nel senso, no, Lara? Sì, no, io confermo. Poi in realtà adesso però da zenzero sempre per c'è lui, quindi posso permettermi di fargli pubblicità, posso permettermi perché è consentito, però effettivamente dal primo al dolce sì, cerchiamo di appunto accontentare un po' tutta la... L'altro giorno ho visto su Instagram di zenzero appunto la cheesecake, che è uno dei loro dolci
bomba, cheesecake, mi è venuta immediatamente un'acquolina alla bocca, infatti ho un po' maledetto, ho detto no, perché? Allora, abbiamo capito che sicuramente la scelta di non includere carne e pesce nella propria dieta non è limitativa, come abbiamo visto, ci sono diversi esempi insomma, che testimoniano tutto ciò. Prima di lasciarci, il nostro tempo sta per terminare, ma noi abbiamo preparato un piccolo contributo che ci porta un po' fuori dalla cucina e ci spiega in qualche modo che l'attenzione per un utilizzo più consapevole dei prodotti c'è un po' in tutti i campi della nostra vita domestica, non è vero Maurizio? Sì, sì, abbiamo scovato un opificio qui vicino a Massa Lombarda che produce profumi completamente naturali e certificati vegani, cioè c'è proprio il rifiuto di qualsiasi utilizzo di sostanza animale e anche di derivazione animale. Vediamo il servizio. La profumeria botanica si differenzia dalla profumeria chimica perché le materie prime derivano assolutamente in modo integrale da piante, radici, fiori, baccelli, bacche, quindi le materie arrivano proprio dalla natura. Il mio lavoro è partito da un grande desiderio di fare un profumo totalmente naturale, e quindi l'idea della qualità per me è molto alta, cioè altissima. Se non che mi sono avvicinata appunto alla profumeria botanica perché mi permette di lavorare con un livello di purezza molto alto, cioè la pianta, che è la cosa più pura, l'alchimia più pura che esiste sulla terra, no? Io cerco di non lavorare con materie prime proprio eticamente deboli. Quindi niente piante in via di estinzione. Esattamente, non creo proprio il profumo su questo principio qua, non lo faccio proprio perché non mi interessa fare parte di questa sagra. Che belle parole che usi, alchimia, profumeria botanica, momento balsamico, è un mondo molto romantico. È molto bello, sono molto fortunata, ma tutti noi lo possiamo fare questo, possiamo entrare in questo mondo fortunato e bellissimo. Non è così difficile. Ecco, questa era solo una pillola, diciamo così, a testimonianza del fatto che veramente c'è più consapevolezza, più senso critico nel scegliere prodotti che riguardano davvero la nostra vita quotidiana. Pensiamo anche solo alla produzione sempre più importante anche di prodotti sfusi che vengono portati direttamente al consumatore, e anche qui in termini ambientali ci sarebbe tantissimo ancora da dire, magari ce ne occuperemo veramente in un'altra nostra puntata. E per oggi è davvero tutto, il nostro tempo è terminato, vogliamo ringraziare ancora una volta Lara Rongoni, Marco Grotti e Sara Petta per essere stati qui con noi, e Maurizio, grazie a te che oggi hai imparato tante cose. Mi sono fatto una cultura. Andrai a provare la cucina vegetariana e vegana? Assolutamente sì, assolutamente sì. E poi la prossima settimana ci dici che cosa ne pensi. Grazie a tutti per essere stati con noi, buon proseguimento, noi ci vediamo la prossima settimana.